Terza giornata del campionato Under 14 Elite. Tutto pronto all'Ancomarzio. Un saluto da Simone Belardinelli per Ostia Mare Centro Sportivo Primavera. Pallone messo in mezzo, ribattuto, però c'è De Vito, va di sinistro, centrale. Attenzione, Cannone, tutto solo! Sbaglia l'ultimo controllo. Cannone riceve in area di rigore, prova il tiro cross, Friori smanaccia. Parte Riccardi col sinistro, Friori. Corner per l'Ostia, messo in mezzo a cercare Carrino di testa alto. Carrino, entra nel rigore. Calandrini prova a spazzare, però fa male. Cannone, alto. Calandrini mette il pallone in mezzo, Rachele prova l'uscita, però perde il pallone. La palla rimane lì, ancora una mischinaria. Messo fuori. Cannone entra in area, prova a fintare sul sinistro, va a terra, Rizzi! Friori, che risposta! Alasia direttamente verso la porta, Friori non benissimo, Cannone sulla ribattuta, eccolo! Corner per l'Ostia Mare. Parte Proietti da lontanissimo in porta, Friori se la cava. Attenzione, Cannone riceve il pallone, colpisce! Cannone colpisce! E fa 1-0, vantaggio meritato per l'Ostia. È pronto Migliarucci dal punto di battuta! Di pochissimo alto! Alasia mette il pallone in mezzo. Il pallone lisciato, arriva Proietti di sinistro! Friori ancora! Proietti mette il pallone in mezzo da calcio d'angolo, la palla rimane lì, Rizzi di testa! Raddoppia Rizzi per l'Ostia Mare! 2-0! È pronto Cannone, il suo è un tiro grosso, Friori malissimo! Forse la tocca Migliarucci, sta di fatto, 3-0 Ostia Mare. Attenzione qui, bella la finta. Pallone messo in aria, Cannone di potenza, si sgira Cannone! È la sua giornata, 2 gol e un assist, grande Cannone. E per il signor Fabrizi basta così! Vince l'Ostia Mare 4-0, festa grande all'Ancomarzio, che prestazione!